Aperta un'inchiesta sulle 2 bombe carta esplose nella zona industriale di Godega e Sant'Urbano, la paura nelle parole dei bersagli dell'atto intimidatorio. Schianto tra 4 mezzi nel pomeriggio lungo la A27 a Conegliano, 4 i feriti tra cui 1 in gravi condizioni, traffico in tilt per ore lungo l'arteria stradale. Dramma a Pederoba, 66enne cade da un albero mentre era intento a tagliare legna, volo di 5 metri e gravi lesioni alla schiena. Tessitura Monti, firmato oggi pomeriggio in Regione l'accordo per la cassa integrazione straordinaria, era una delle condizioni per mantenere in vita l'impresa. Nei giorni scorsi la sua installazione a Londra aveva creato una vera e propria bufera, spingendo il consorzio DOC a minacciare azioni legali, rimosso il bancomat del Prosecco. Uno fa il volontario, l'altro ha chiesto aiuto al sindaco per le difficoltà economiche della madre, il ravvedimento di 2 giovanissimi che lo scorso anno furono protagonisti di numerosi episodi dentro e fuori la scuola. La padrona ha problemi di salute e non può portare in giro il suo cane, un'associazione di volontari si offre per accompagnare l'animale, accade nella Castellana. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano, lo avete sentito anche dai titoli, le indagini sull'episodio accaduto ieri pomeriggio in zona industriale a Godega di Sant'Urbano con 2 bombe carta lanciate contro un'auto e contro una fabbrica, un atto intimidatorio che poteva avere conseguenze davvero peggiori e su cui appunto ora sta indagando la procura, che ha aperto un fascicolo per il reato di uso di esplosivi. Al momento però non ci sarebbero indagati. Gli ho detto che non lascio nessuna dichiarazione. Ma un'idea se la sarà fatta, signora? Ma certo, ma però le sto dicendo che non lascio nessuna dichiarazione. Ha paura? Le chiedo solo questo. Grazie. Non se la sente di parlare l'imprenditrice la cui auto è stata bersaglio della prima bomba carta sganciata in via del Rovere. Sono le 16:20 quando 2 boati ravvicinati fanno letteralmente tremare portoni e finestre nel cuore della zona industriale di Godega. Il primo ordigno esplode su questa Volkswagen T-Roc bianca, ieri parcheggiata all'esterno, oggi dentro i cancelli con dei danni visibili. Lo specchietto divelto, il cristallo in frantumi, per terra i segni di quello che solo distrattamente potrebbe sembrare il residuo di una festa di carnevale. La seconda bomba esplode pochi istanti dopo, qualche metro più in là davanti al portone scorrevole dell'officina meccanica LP Car. La faccia del titolare è quella di chi l'ha scampata per un attimo. Prima un'esplosione, che penso fosse stata fuori, e subito dopo il boato qua vicino che sembrava dentro all'interno del capannone, invece l'era appena fuori qua del portone e basta. E dopodiché siamo andati fuori e fuori era sta nebbia, sto odore da polvere da spara e basta. L'esplosione è talmente forte che solleva persino il lamierato del portone, solo per caso non c'erano persone e operai nei paraggi. Ero là così, perciò le 10 metri in linea d'aria non so quello che è successo, e con il portone aperto. Sì, è stato un boato. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri del comando di Conegliano. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere, soprattutto quelle private. Al momento non ci sarebbe nessun testimone diretto. Tutte le ipotesi sono aperte, anche le più inquietanti. Sul momento pensavamo una bravata di qualcuno, basta, altro no. Ma quando abbiamo visto i danni sulla macchina non era una bravata, insomma. Penso fosse più mirato il discorso, ma non so. Di episodio inquietante parla il sindaco di Godega Paola Guzzo, ma è l'intera comunità ad essere scossa. Fortunatamente nessuno si è fatto male, poteva farsi male qualcuno, quindi veramente ero molto preoccupata. È inquietante perché comunque questi episodi di violenza che sono da condannare sicuramente preoccupano la comunità, tant'è che questa mattina ho voluto personalmente recarmi nelle 2 aziende per portare comunque la vicinanza dell'amministrazione. Nelle parole del sindaco di Godega c'è la consapevolezza che poteva andare peggio, ma soprattutto che ci si trovi di fronte a qualcosa di più che a una semplice ragazzata, un'intimidazione in piena regola di che natura è ancora da decifrare, e mentre i carabinieri stanno indagando si guarda le modalità del gesto in pieno giorno, in piena zona industriale.
A memoria mia non ricordo episodi di questo genere, quindi sicuramente a maggior ragione la preoccupazione c'è stata. Spero vivamente che questi episodi non si ripetano più per il futuro. Stupore e preoccupazione condivise anche dai cittadini di Godega e dintorni. Una delle prime volte che si sente una cosa del genere, diciamo che può essere che sia un caso sporadico, quello sicuramente, però non è da sottovalutare. Su questo territorio si trova molto raramente, un segnale da valutare secondo me. Costernato da questa cosa. Non ho la minima idea di quello che può essere il motivo. Diciamo che ti riporta a notizie che senti che arrivano da altre parti, non tipiche di queste zone qua. E quindi ti dà un po' di preoccupazione perché pensi sempre che certe cose non ti riguardino, sono parte di altre realtà. A27 in tilt nel pomeriggio in direzione Belluno per un tamponamento tra 4 mezzi poco prima del casello di Conegliano. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15:30, sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e l'elicottero del SUEM e la polizia stradale. 4 le persone ferite, una in gravi condizioni, che sono state trasportate negli ospedali di Treviso e Conegliano. Forti rallentamenti che si sono registrati fino alle 17, quando la situazione è poi tornata alla normalità. Un 66enne di Pederobba si trova ricoverato al Caffoncello di Treviso in gravi condizioni per lesioni alla schiena dopo essere caduto da un albero. L'uomo stava tagliando della legna sul Monte Tomba quando forse per un malore è caduto rovinosamente a terra, battendo violentemente la schiena. Sul posto anche i sanitari del SUEM. È stato arrestato dai carabinieri il piromane che ha tentato di appiccare il fuoco al parco del fiume Muson dei Sassi a Loria. Si tratta di un 65enne originario di Catania senza fissa dimora. Aveva già preparato ben 8 punti di innesco, poi ha iniziato a dare fuoco, accendino in mano, senza esitazione, ma è stato notato da 2 passanti che prima hanno provveduto a spegnere i roghi, poi hanno allertato i carabinieri della forestale. Se non fossero stati presenti i cittadini sarebbe potuto essere un disastro. Non oso immaginare la velocità con cui si sarebbe propagato il focolaio, perché come lei ha visto adesso è una situazione, le piante hanno perso le foglie, tutta una base secca, poi ci sono anche delle situazioni in cui c'è della paglia che serviva comunque per la piantumazione di nuove piante e questo avrebbe creato un danno. Molte strutture fra l'altro sono in legno e il fuoco avrebbe avuto un percorso velocissimo. L'intervento dei cittadini, ci racconta, è stato fondamentale. Fra l'altro questo parco è molto frequentato da famiglie e bambini, ma anche persone che fanno sport immersi nella natura. Solitamente di domenica ci sono molti bambini e tante famiglie, quindi anche con il clima così secco effettivamente non si può immaginare il danno e poi il pericolo che ci sarebbe stato. Il piromane, prontamente bloccato, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Bona. Si tratta di Bruno Martinello, 65 anni, originario di Catania, già conosciuto ai servizi sociali del comune. Fra l'altro, spiega l'assessore, sarebbe sospettato di aver appiccato in passato anche altri roghi sul Grappa. Un'oasi questa davvero bellissima e che coinvolge diversi comuni. Ci troviamo costantemente con una commissione, ci sono parecchi investimenti, molte iniziative, quindi il danno sarebbe stato per più comuni. L'uomo, ci racconta l'assessore, di una frazione, quindi conosceva bene il posto e i danni che avrebbe potuto provocare. Intanto l'amministrazione sta pensando di installare delle telecamere nei punti più a rischio per evitare anche questi possibili disastri. Coronavirus adesso, perché mentre sale il numero delle vittime, dei contagiati, il direttore generale dell'USL 2 Benazzi dice ad aprile dovremmo essere liberi dall'emergenza. Possiamo citare aprile come un mese dove che dovremmo essere liberi da influenza e liberi anche da coronavirus. Secondo il direttore generale dell'USL 2 Benazzi, il mese di aprile potrebbe essere quello di una svolta per l'epidemia da coronavirus, mentre sale ad oltre 1000 il numero delle vittime e a più di 43.000 quello dei contagiati in tutto il mondo. La Regione Veneto intanto ha ricevuto l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, relativa agli studenti di rientro dalle aree a rischio contagio perché siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale, ovvero che si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio.
Si stanno dunque adottando tutti i mezzi per arginare l'emergenza. Anche a Treviso la rete creata riesce a dare risposte ai cittadini, spiega Benazzi, che rassicura nella Marca la situazione è tranquilla. I casi che abbiamo sono risultati tutti negativi, all'oggi non abbiamo casi. Nel frattempo, oltre all'emergenza sanitaria, il coronavirus sta creando gravi ripercussioni dal punto di vista economico e turistico. Il governatore del Veneto Zaia, alla BIT di Milano, ha parlato di cataclisma e si fa una prima stima delle ricadute in termini di presenze di cittadini cinesi nella nostra regione. Si stima in Veneto 1 milione di presenze in meno. 1 milione possono sembrare tante, ricordo però che la Regione Veneto fa 70 milioni di presenze all'anno. A questo 1 milione di cinesi si aggiungono anche mancate presenze di altri mercati che per questa psicosi da viaggio, paura del coronavirus, e quindi potremo stimare circa 3 milioni di presenze in meno. Difficile al momento però quantificare le ripercussioni anche dal punto di vista economico di questo calo di presenze turistiche legate al coronavirus. Abbiamo visto però qualche valutazione che parla dello stesso PIL della Cina, da +6 che l'ultimo anno ha registrato di crescita, già si parla di un +3,5-4%, cioè una perdita del 2%. Non è una cosa da poco e questo evidentemente significa meno soldi per i cittadini cinesi per muoversi, e poi c'è l'aspetto sanitario, per cui l'isolamento che sta subendo la Cina lo pagheremo in parte anche noi. L'economia, per tornare a parlare di tessitura Monti, perché è stato firmato oggi pomeriggio in Regione l'accordo per la cassa integrazione straordinaria nel corso dell'unità di crisi coordinata dall'assessore regionale Elena Donazzan con i sindacati e Assindustria Veneto Centro. Presente anche il commissario giudiziale Fabio Pettinato, che si sta occupando di traghettare lo storico stabilimento di Maserata in questo delicato momento. L'ammortizzatore sociale era una delle condizioni per il mantenimento attivo dell'impresa, per la quale il Tribunale di Venezia venerdì scorso ha riconosciuto le condizioni per l'amministrazione straordinaria, che ha di fatto scongiurato il fallimento dello storico marchio. Vedere un aumento, ci sarà il bonus di luglio, siete a posto così. La frase arriva direttamente da un amministratore delegato di una grossa azienda di Treviso. Immediata la risposta dei sindacati. Oggi per la prima volta un amministratore delegato di una grossa azienda alla richiesta di un aumento per i lavoratori ha obiettato che siccome a luglio arriva il bonus fiscale, allora è a posto così. Lo ha raccontato con un post al Vetrioli il segretario generale dell'SLC CGIL di Treviso, Nicola Talmi. Inutile dire che la risposta è stata immediata. La mia risposta è stata talmente chiara, insomma, il bonus fiscale che arriverà da luglio è una riduzione delle tasse sui lavoratori dipendenti sacrosanta, che doveva arrivare da tanto tempo. Non c'entra niente con la necessità invece di aumentare gli stipendi, che nel nostro territorio sono troppo bassi. E diciamo, per come ho risposto all'amministratore delegato, sono certo che non userà più questo argomento e a breve apriremo una discussione su un aumento salariale. Quei soldi che arriveranno in più a luglio sono una piccola riduzione delle tasse, non un costo per l'azienda, e precisa Talmi. Non c'entra nulla con le rivendicazioni salariali dei lavoratori. Bisogna riconoscere, continua, il grande impegno dei lavoratori del nostro territorio per reagire e rispondere alla crisi. Ma a preoccupare il sindacato è che questo ragionamento possa essere preso ad esempio da altri imprenditori. Temo di sì, e infatti ogni volta che si dice bisogna ridurre il cuneo fiscale, si pagano troppo tasse sul lavoro, si fa un po' di confusione. Quelle tasse sul lavoro le pagano i lavoratori, perché sono i soldi trattenuti alla fonte dei lavoratori dipendenti, che insieme ai pensionati sono gli unici che le tasse le pagano tutte nel nostro paese. Quindi non è il costo del lavoro che paga il datore di lavoro, sono le tasse che vengono trattenute alla fonte. Quindi quel piccolo guadagno che siamo riusciti a ottenere con i denti, con una trattativa molto lunga del governo, non c'entra niente con gli aumenti che invece sono necessari. È stato rimosso a Londra il bancomat del Prosecco, che nei giorni scorsi aveva sollevato una bufera, spingendo il consorzio di tutela Prosecco Doc a minacciare azioni legali. La decisione assunta dai gestori di Vagabond Wine è un atto dovuto che apprezziamo nella misura in cui ristabilisce una corretta informazione nei confronti del consumatore. Così il presidente del consorzio Stefano Zanette nel commentare la decisione presa dai titolari della vineria di Londra. L'auspicio, aggiunge Zanette, è che anche questo episodio si ponga in un percorso di presa di consapevolezza di come soltanto il rispetto delle regole rappresenti all'estero come in Italia la vera garanzia della qualità del prodotto e perciò di un rapporto leale verso i consumatori.
È intervenuto il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, oggi sulle polemiche e le divisioni che anche in città hanno caratterizzato il giorno del ricordo. La polemica, ha detto, non è rispettosa delle vittime. Anche a Treviso il giorno del ricordo, che commemora la tragedia delle foibe e l'esodo istriano, si è trasformato in un campo di battaglia ideologico, in città come in provincia, come era stato per la giornata della memoria, che richiama invece lo sterminio degli ebrei d'Europa. Eventi messi in discussione e trasformati in terreno di scontro, quando esigerebbero piuttosto un rispettoso silenzio. Le vittime meritano più che silenzio, meritano memoria. Non solo le vittime come persone, ma anche gli eventi storici del passato ed anche del presente della nostra storia. Così, sulla contrapposizione che il giorno del ricordo ha creato anche a Treviso, è dunque intervenuto il vescovo Monsignor Tomasi con un ammonimento che richiama a non dividersi ma a unirsi di fronte alle dolorose lezioni che il passato ha impartito. Viviamo in una società, veniamo da una storia e dobbiamo essere anche a servizio della verità. La polemica di breve momento non è rispettosa delle vittime. Dobbiamo ricordare ciò che il passato ha anche generato di malvagio e di cattivo nella nostra storia, da qualunque parte questo sia venuto, e dobbiamo crescere insieme per trovare le ragioni di una convivenza in una collettività che ha la responsabilità di non ripetere questi errori, anzi di costruire una civiltà dove la persona sempre e comunque è al centro dell'attenzione di tutti. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Vita. Rieccoci in diretta. Uno dei ragazzi vivaci di San Liberale, che la scorsa estate aveva trascorso una giornata con il sindaco di Treviso, ha ricontattato Mario Conte. La mia famiglia, gli ha raccontato, rischia di perdere la casa. Ho avuto fiducia, racconta emozionato il sindaco, e ha compiuto un percorso corretto per chiedere aiuto. Quella lezione gli è servita. E un altro dei ragazzi ora fa il volontario alla sagra di Santa Bona. A volte comodamente chiamiamo la polizia o la polizia locale, viene messa la multa, ma il problema non viene risolto. Io invece ho deciso di entrare in contatto con questi ragazzi, così diciamo vivaci, conoscerli, capire quali sono le problematiche, e alcuni di loro hanno poi portato in municipio i problemi che hanno a casa. I ragazzi di cui il sindaco Mario Conte parla sono dei giovanissimi, fin troppo vivaci, saliti alle cronache lo scorso anno per i comportamenti da bulli tenuti dentro la scuola e fuori nel quartiere di San Liberale. Conte la scorsa estate li aveva voluti a due con sé in municipio per vivere una giornata fianco a fianco, così da conoscere da vicino il disagio che li portava a esagerare, ma anche per far fare loro un'esperienza diretta di doveri e responsabilità. Uno di questi lo ha poi ricontattato su un social, raccontandogli il dramma che stava vivendo la sua famiglia, il rischio di perdere la casa. Molte volte i ragazzi sono molto più integrati dei genitori perché frequentano le scuole e quindi imparano anche meglio la lingua, e proprio uno di questi casi che mi ha emozionato di più di tutti è proprio stato questo ragazzo che, una volta aver compreso che a casa c'era un problema, è stato lui stesso a portare i propri genitori in municipio. Ora capiremo e cercheremo di aiutarli facendo tutti i passaggi burocratici, però il gesto di questo ragazzo che ha capito che a casa c'era un problema e ha messo in atto appunto questa sua azione mi ha dato soddisfazione e soprattutto speranza nei confronti di quei giovani che a volte noi definiamo problematici. Voltiamo pagina, parliamo di Axel, un Labrador di 9 anni, e della gara di solidarietà per accompagnarlo in passeggiata, aiutando così la sua proprietaria. Ciao Axel! Eccolo Axel nella sua prima uscita speciale. Ad accompagnarlo non c'era solo una persona, ma una ventina di volontari che hanno preso a cuore la sua storia. Questo Labrador di 9 anni vive con l'amata padrona, che per problemi di salute non riesce però più ad accompagnarlo nelle sue passeggiate quotidiane. L'associazione SOS Zampe in Difficoltà, nata nel 2017 per aiutare cani e gatti, ha deciso di occuparsi di Axel, lanciando un appello su Facebook per trovare qualcuno disponibile a portarlo fuori, e la risposta ha superato ogni aspettativa.
Apriamo questa raccolta nominativi, la chiudiamo immediatamente perché in brevissimo tempo abbiamo tirato su 20 persone. Nei giorni scorsi il progetto si è concretizzato e ad accompagnare Axel, insieme agli altri, anche un ragazzo diversamente abile e la sua tutor. Sabato c'è stata la prima uscita, siamo in 20 nel gruppo Axel, il cane esce tutti i giorni ed è nata una cosa bellissima. In questo modo il Labrador potrà rimanere nella sua casa senza rinunciare alle passeggiate. Axel è un cane che rimarrà nella sua famiglia, dunque la sua mamma, diciamo, è felicissima di questa cosa qua, ci ha aperto le porte di casa e ci ha dato la possibilità appunto di creare questa bellissima cosa. Il progetto partito con Axel è pronto ora ad aiutare altri proprietari di cani che per l'età o per problemi di salute non riescono ad accudire i loro amici a quattro zampe senza però doverli dare in adozione. E siamo partiti proprio sperimentando questa cosa, non pensavamo che fosse una cosa veramente così tanto sentita e di conseguenza siamo aperti ad aiutare veramente altre persone per evitare appunto che questi cani vadano in canile oppure finiscano la loro vecchiaia magari in altre famiglie. Lasciamo adesso la Marca trevigiana e apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. E iniziamo dalla grande paura vissuta questa mattina a Canale d'Agordo, spazzato da un fortissimo vento di fön che ha letteralmente scoperchiato un albergo e due case a pochi passi dal centro del paese. L'hotel danneggiato è il Valgares. L'effetto rotore del vento si è infilato sotto le falde del tetto che è stato sollevato finendo a monte della struttura. I danni sono ingenti. L'intervento dei vigili del fuoco di Agordo con i volontari di Selva di Cadore si è protratto fino al tardo pomeriggio. Poche centinaia di metri più avanti a subire le stesse conseguenze sono state due case che si affacciano sulla stessa via. A Falcade il vento ha scoperchiato un tabià in vicolo Froi e a Sospirolo le violente raffiche di vento hanno sollevato il cupolino della palestra finito sul tetto della scuola, devastandolo. Robert Thierry, meteorologo dell'ARPAV di Arabba, riferisce che si è trattato di una coda della tempesta Kira che dopo aver colpito l'Europa occidentale ha attraversato le Alpi. Il forte vento che si è rovesciato anche nelle valli bellunesi è in fase di esaurimento. E in Alpago un branco di lupi ha attaccato il bestiame dell'azienda agricola di Franco Pianon, notissimo allevatore di pecore riconosciuto presidio Slow Food. L'attacco risale a 15 giorni fa, ma la notizia si è diffusa solo oggi. Non sono ancora state trovate le carcasse di almeno una decina di pecore e di un asino che la notte dello scorso 29 gennaio sono fuggite dall'assalto di un branco di lupi che ha tentato di predare i capi custoditi nel recinto dell'azienda agricola di Franco Pianon in Alpago, fra Tambra e Chies. L'allevatore, conosciutissimo per la sua attività di allevamento della pecora dell'Alpago, presidio Slow Food, riferisce che ad agire sono stati almeno 4 lupi distintamente visti dai suoi collaboratori che svolgono l'attività di pastori. Non ci fossero stati loro, dice Pianon, pure i miei 10 maremmani non avrebbero avuto scampo. In Alpago e caccia le carcasse dei capi fuggiti dall'azienda Pianon. La conta servirà ad avviare le pratiche di indennizzo che si aggiungeranno alle centinaia di richieste al vaglio della direzione regionale agroambiente. Contrariamente a quanto avevamo riferito nel TG delle 12.30, non ci sarebbe stato alcun sopralluogo dei tecnici regionali dell'azienda di Franco Pianon, ma un contatto telefonico fra l'allevatore e la referente della speciale sezione creata in regione dopo l'adesione al progetto europeo Wolf Alps. Nell'ultima settimana nella stessa zona sono sparite 10 pecore da un allevamento di Chies d'Alpago, un pastore biellese è stato azzannato ed è morto a Canè di Limana e una cavalla è stata gravemente ferita nella fattoria didattica Visome alle porte di Belluno. La notizia dell'attacco ai capi dell'azienda Pianon si è però diffusa con un grave ritardo e c'è chi si domanda come mai le autorità preposte abbiano silenziato l'episodio che da qualsiasi parte lo si guardi contribuisce a tenere alta l'attenzione fra allevatori e agricoltori bellunesi. Di danni causati alla fauna selvatica si è parlato anche durante il tavolo verde che si è riunito ieri sera a Cesio Maggiore. Le ultime stime degli uffici provinciali dicono che la popolazione di ungulati, cinghiali esclusi, si aggira fra i 33 e i 35 mila capi e le domande di risarcimento da parte degli agricoltori si moltiplicano. Nel 2019 sono state registrate 135 denunce, di cui 98 da aziende agricole e 37 da privati, per un ammontare complessivo di oltre 220.000 euro di danni.
Cambiamo completamente argomento. A Carnevale tra le Dolomiti rivivono tradizioni antiche. È il caso della Gnaga, l'emblematica maschera di legno da cui prende il nome il Carnevale di Fornesighe in Val di Zoldo. Allora rivediamo le immagini del gran finale andato in scena domenica. Un'intera settimana di festeggiamenti in maschera per grandi e piccini, organizzata dall'associazione Alpiodec Zoldan con il patrocinio del comune di Val di Zoldo. Spettacoli e musica dal vivo, scultori all'opera per le vie del piccolo paese, stand dove gustare deliziosi piatti tipici. È la tradizione della Gnaga, l'emblematica maschera di legno che raffigura un'anziana da cui prende il nome il Carnevale di Fornesighe, i cui festeggiamenti domenica hanno attirato come ogni anno migliaia di persone. Un carnevale propiziatorio alla bella stagione. Il Carnevale della Gnaga ha tradizioni diciamo molto antiche, molto vecchie. È stato però recuperato negli ultimi 30 anni dall'associazione culturale del paese, che è il Alpiodec Zoldan. In occasione della Gnaga c'è anche un concorso di maschere lignee dei carnevali di montagna che vede partecipare artisti da tutta Italia. Ed è un modo per tramandare una fortissima tradizione proprio della scultura lignea e del rapporto con il legno, che in questo paese è evidente in quanto le case sono tutte legno e pietra. Oltre alla Gnaga, a Fornesighe si incontrano altri personaggi che popolano l'immaginario alpino. La coppia di novelli sposini, il Nuiz e la Nuizza, il compare, la balia, il vecchio e lo spaventoso Om Salvare, che è coperto di pelli e dotato di artigli affilati. Tutti insieme in un corteo festoso tra le stradine del borgo in cui risuonano i campanelli e dove è naturale imbattersi nelle botteghe animate dai vecchi artigiani intagliatori del legno famosi in tutto il mondo. Prima di salutarci vi ricordo subito dopo di noi l'appuntamento con 20:10 in studio l'assessore al turismo del comune di Venezia Paola Mar. Con l'edizione trevigiana ci fermiamo qui, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Benvenuti al meteo. Alta pressione, il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio. Vediamo la previsione per mercoledì 12 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia nubi basse e locali nebbie sulle pianure, specie nelle ore più fredde. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -2 e 3 gradi, massime invece con punte addirittura di 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sole su tutti i settori, anche qui addensamenti sulle zone costiere ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece sui 14 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque con cielo, vedete, poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -3 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.